Dopo la tappa di Klagenfurt, Ciao Venezia approda anche quest'anno nella magnifica cittadina austriaca di Velden, in Carinzia. L'ormai storico e sempre suggestivo patto di amicizia e di collaborazione a fini turistici e commerciali tra Veneto Orientale e Carinzia è stato celebrato nella prestigiosa cornice del Casino di Velden. Mache ich sehr gerne. Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Wir haben seit mehreren Jahren... Vuole puntare l'attenzione su quella che è questa collaborazione fra il comune di Klagenfurt e la regione Veneto, una collaborazione che è importante sia a livello turistico che a livello economico e ha puntato in particolare l'attenzione anche sul vino biologico che ha apprezzato molto e spera comunque di poter pubblicizzare e promuovere questi prodotti molto volentieri anche nella Carinzia. Per l'occasione è stata anche allestita un'incantevole scenografia che ha conquistato l'interesse dei visitatori e fatto da sfondo ad un'intera sezione della mostra dei vini di Pramaggiore e di altre aziende e marchi locali. Enogastronomici continuano a mantenere questo sodalizio tra quella che è la provincia di Venezia e quello che è Velden, quindi è un'amicizia che nasce proprio per la scoperta di quelle che sono le caratteristiche principali del nostro territorio e la cucina, la gastronomia, i prodotti fanno da volano a tutta un'altra serie di meraviglie che la nostra terra può regalare, cioè ad esempio il turismo, l'arte, la cultura. In questo caso è proprio l'entroterra che con i suoi prodotti fa sì che questa parte del territorio della Carinzia possa conoscere il nostro territorio e quindi essere preso per la gola e per il palato per venire poi a conoscere tutto il resto delle meraviglie. Velden ci ospita per i nostri prodotti, ci ospita per una collaborazione possibile agroturistica fra le due regioni, Veneto e Carinzia, e noi siamo qui a presentare non il mare e tante altre cose che già sono note, ma siamo qui questa sera a presentare in particolare un prodotto tipico dell'area veneto orientale, dell'area DOC Lison Pramaggiore, che sono i vini biologici. La nostra presenza quindi è finalizzata a promuovere i vini biologici DOC Lison Pramaggiore in Carinzia. La serata di gala, patrocinata dalla Regione Veneto ed organizzata per mano del presidente della Proloco del Veneto Orientale Francesco Cappellotto, ha goduto dell'esclusiva partecipazione di numerose autorità istituzionali italiane ed austriache, tra le quali il consigliere regionale Daniele Stivalle. L'interscambio che c'è fra il Veneto e l'Austria sta a significare che non ci sono confini, ma soprattutto non c'è concorrenzialità, soprattutto dal punto di vista turistico, ma c'è omogeneità, c'è la volontà di interscambio sia dal punto di vista turistico e culturale, ma anche attraverso appunto i prodotti della nostra terra, quindi dal punto di vista enogastronomico. In questo momento la Regione del Veneto è ospite della Carinzia e di Klagenfurt qui al Casino di Velden, abbiamo la possibilità di presentare i nostri prodotti dal punto di vista enogastronomico, nonché le spiagge del Veneto, e ovviamente poi c'è l'interscambio in cui Klagenfurt, in cui l'Austria, in cui la Carinzia viene a trovarci nelle nostre città e a promuovere i suoi prodotti sia enogastronomici che turistici. Komm dir Rock so viel geben,
unheimlich sind sie, spürst die hier drin uns leben und vom Laternenstieg, spürst die hier drin uns leben und vom Laternenstieg. Erst verliert, wo singen, geschwind zur Besinn mit, und wer noch